Quarta corsa, un confronto per soggetti di 3 anni, vincitori da 6 a 12.000 euro in carriera, 1 Giselle Gar, Alessandro Gocciadoro, 2 Go Prince Source, Pietro Gubellini, 3 Game on Call, Antonio Greppi, 4 Julien Trio, Giampaolo Minnucci, 5 Gibbs Francis, Maurizio Cheli, 6 Golden Jove, Alessandro Dettoris, 7 Gustav Trio, Andrea Farolfi, 8 Goccia Azzurra K, Antonio Di Nardo, 9 Gol B, Lorenzo Baldi. Piano dal 6 Golden Jove, sbaglia Go Prince Source. La macchina stacca con veloci Game on Call e Gibbs Francis. Gibbs Francis che prende la testa nei confronti di Game on Call. Sbaglia anche Gol B nelle retrovie. Terza posizione per numero Giselle 2 Gar. Go Princess Poi Horse squalificato. Gustav Trio avanti a Goccia Azzurra Cup, al largo Golden Jove, mentre rimane in coda Julien Trio. 15-2 il lancio per Gibbs Francis, che ha preso il comando e ora prova a rallentare. Avanza al largo Golden Jove che stana Giselle Gar, la quale si scopre dopo 300 metri. Primo quarto di gara se ne va in 31-6, tutto comodo per Gibbs Francis, che guida il drappello. Al largo Giselle Gar, in corda Game on Call, in pariglia Golden Jove, terza in corda Gustav Trio, terza pariglia esterna per Goccia Azzurra Cup che precede Julien Trio. 600 metri in 48-1. Si viaggia sul piede dell'1,20 con Gibbs Francis che guida, Giselle Gar al largo, in corda Game on Call, all'esterno Golden Jove, poi sempre Gustav Trio e Goccia Azzurra Cup, 800 metri in 1,3 per la pariglia composta da Gibbs Francis e Giselle Gar, con Gibbs Francis che allunga in progressione sotto la pressione di Giselle Gar, 1,18,1 il chilometro ma con una frazione in 15 per la curva. Ora si va con Gibbs Francis in vantaggio e Giselle Gar al suo esterno, in corda rimane Game on Call, poi ancora terzo di dentro Gustav Trio, 14,3 la retta di là, 1,32,4 i tre quarti di miglio, in vantaggio Gibbs Francis, Giselle Gar che insiste al suo esterno, appariglia l'avversario, poi Game on Call, la retta d'arrivo per Gibbs Francis e Giselle Gar che entrano aparigliati, si difende Gibbs, attacca Giselle che ora cambia marcia, passa Giselle Gar, prova a riprendersi Gibbs Francis lungo la corda, se riparte Gibbs Francis, insiste Giselle Gar, in due testa a testa sul palo, è rientrato Gibbs Francis a Giselle Gar, mentre per il terzo posto è Game on Call. 28,9 ad arrivare, 1,15,4 ragguaglio cronometrico. Foto stretta con Gibbs Francis che sembrava battuto, ingresso retta d'arrivo, si è difeso con le unghie e con i denti, è ripartito una volta vista l'aggressione della rivale. I due sono vicinissimi sul traguardo, con l'impressione per Gibbs Francis sul palo. Gibbs Francis si salva da Giselle Gar. Massimo Trevellin al training, Maurizio Cheli in salchi per i colori della scuderia Equinox. La vittoria del figlio di Exploit CAF che si difende in coast to coast da Giselle Gar. Al terzo posto Game on Call, Maurizio Cheli, Massimo Trevellin, i colori della scuderia Equinox.